Oh, bello questo! Comincia? Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Ciao Mario! Bene, qua sotto adesso ci troviamo nel printing shop dove abbiamo messo queste due macchine. La settimana scorsa abbiamo fatto un po' di lavoretti che sono mettere la controparete per l'inata, fare l'impianto elettrico e posizionare tutte le macchine. Oltre ad aver sistemato lì sul tavolo dove vedete tutte le parti di ricambio, pezzettini, pezzetti di tutto quello che c'era insieme a queste macchine. L'obiettivo di oggi è quello di pulire grossolanamente, ma comunque al meglio che si può, la macchina da tutte queste schifezzine che ci sono, dargli una bella regolatina, pulizia generale, cambiare le parti usurate come questi rulli e metterla in funzione per fare delle stampe. Forse delle prove già oggi le facciamo. Bene, durante questa parte di pulizia, che non risulta troppo interessante, vi do un po' di notizie su queste macchine e che cosa possono fare. La Heidelberg è un marchio tedesco che tra il 1913 e il 1970 ha costruito più di 700.000 macchinari per la stampa a caratteri mobili proprio come queste. La stampa a caratteri mobili è stata inventata da Gutenberg nella metà del 1400. Le persone all'epoca sapevano già pressare delle matrici di legno su carta, ma Gutenberg lo rese un processo industriale. La maggior parte della popolazione era analfabeta e solo pochi sapevano leggere. Questa sua invenzione riuscì a semplificare di molto il processo di riscrittura e rese accessibile a molte più persone i libri. Buono l'odore del kerosene alla mattina. Eccolo! Risolto, serviva solamente uno come me. Mamma! Oh! Pienissimo! Le due macchine che abbiamo qui sono rispettivamente del 1957 e del 1961. Il modello di questa macchina è chiamato a stella in italiano e windmill in inglese, che significa mulino a vento. Il nome è preso dal sistema di pinze fissate su un meccanismo rotante a forma di stella, che rende la macchina completamente automatica, risparmiando agli operatori molto tempo. La pinza preleva i fogli da stampare e li sistema sul piano di stampa messo in verticale, pronti ad essere stampati. A stampa eseguita i fogli vengono prelevati automaticamente e impilati uno sopra l'altro. Queste macchine sono in grado di stampare, numerare, perforare, tagliare, imprimere, fustellare e stampare a caldo. Ora basta con queste nozioni e proviamo a stampare qualcosa. Siamo emozionati per questo momento. Mamma mia! Non capisco un caudino. Buona, se io tiro giù questo dovrebbe cominciare a sporcare questi due rulli qua e poi il nostro robino. Andata? Vediamo. Però dipende. Aspetta. Ne trovo uno ma non verrà. No, completamente bianchi. Aspetta perché si sta sporcando, Sì, però non tutto, vedi che là non lo prende perché è proprio com'è il timbro che lì è. Ok, non è pari. Ancora nulla. Nada? Riesci a prenderlo? Devi andare in su. Ok. Allora. Quindi adesso mettiamo quel foglietto sotto per Sì, ne ho rialzare messi due tutto. fogli, vediamo cosa succede. Vediamo anche se si inchiostra meglio. Diventa tutto nero. È assurdo come due fogli la devo cambiare. Provo? Vai. Guarda. Comincia a vedere proprio. Tra l'altro mi sa che va fuori. Rimarrebbe qui.
Tentativo numero 3. Quasi. Ehi, 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 ehi. Comincia a Vediamo. vedere. Però è ancora tutto da spostare. Questo ha anche funzionato perché qua ne ha presi 3 di fogli, quindi non è ancora tutto così tanto da... Ma che coglione, in basso bisognava farlo, non a destra. Quarto tentativo. Oh! Non c'è già più colore. Noti anche che sia molto freddo, quindi... Qual è che fa? Di qua o di qua? Non mi ho ancora capito. Quello sopra Questo qua, è stampato. questo è stampato. Se lo prende da così e lo mette qua, quindi la parte destra è stampata. Cioè, per dirti, qua sotto non tocca bene. Allora, come andrebbe fatto? Bisogna mettere qua uno di questi, diciamo, nuovo che io ho comprato solo dentro quel tubo lì, che va messo in un modo, Sì. e poi aggiungono carta, tipo dicono qua, c'è questo affare qua, mettono tipo un pezzettino di carta sotto. Sì, col nastrino. Tentativo numero 5. Non sembra mica cambiare tanto. Oh! Comincia? Bello questo. Fighissimo. Dai che è la volta buona questa. Speriamo. Oh! Oh! Poi ne ha prese 3 insieme. Questo è bello. C'ha ste righette qua. Quelli sono i nastri. Questo è il nastro, si vede di brutto. Perché ne fai uno alla volta adesso come prima? Perché almeno inchiotta. Ottimo, allora le stampine le abbiamo fatte, adesso passiamo alla pulizia. Se questa tipologia di video o queste macchine vi interessano, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, così faremo altri video a riguardo. Vi ringrazio sempre per il supporto e noi ci vediamo il prima possibile in un altro video.